I sindaci del litorale fanno fronte comune per cercare di tutelare il più possibile le imprese che insistono sulla costa, alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato a sezioni riunite che dal 1 gennaio 2024 metterà a gara le concessioni demaniali. Per tale ragione i primi cittadini si sono riuniti questa mattina a Jesolo assieme ai loro tecnici, ai rappresentanti di categoria e alla presenza dell'assessore regionale al demanio Francesco Calzavara per istituire un tavolo di lavoro finalizzato a raggiungere un adeguamento comune dei differenti regolamenti d'uso del demanio marittimo. Noi abbiamo bisogno di essere operativi subito per dare concretezza a quello che lo Stato italiano, attraverso la sentenza del Consiglio di Stato e sezioni unite, ci ha imposto, cioè le procedure ad evidenza pubblica. Noi vogliamo essere pronti e avere una linea unitaria in modo tale che vengano tutelati i nostri imprenditori, ma anche che ci sia l'equilibrio rispetto ai principi di concorrenza che sono stati imposti dalla Comunità Europea. Il Veneto deve avere capacità di proporre soluzioni che speriamo il governo centrale abbia l'attenzione e la sensibilità di ascoltare, che dia poi alle regioni la possibilità di dialogare con i comuni per trovare le migliori condizioni. Qui il turismo è uno dei settori trainanti dell'economia della nazione e in particolar modo del Veneto, e quindi deve avere naturalmente quel tipo di attenzioni affinché quelle professionalità che si sono create nel corso degli ultimi 50 anni abbiano la capacità di continuare a erogare quei servizi che ci ha fatto diventare leader a livello europeo. Il termine ultimo e improrogabile per le concessioni in essere è quello del 31 dicembre 2023. Ecco quindi che le migliori soluzioni possibili andranno trovate in fretta. Qualora però lo Stato manchi nell'individuare per tempo un regolamento in merito, i comuni sapranno farsi trovare pronti proprio grazie al lavoro che produrrà il tavolo avviato. Le gare le fanno i comuni mediante i loro regolamenti. Se non c'è un quadro normativo statale, ben possono comunque farle con i loro regolamenti, applicando direttamente le regole europee senza il supporto statale. La tabella di marcia sarà una tabella serrata perché abbiamo il dovere di fare le gare in tempi molto rapidi, ovviamente nell'arco di qualche mese questo lavoro deve essere concluso. Ovviamente abbiamo condiviso i nostri principi anche con il Ministro al Turismo Garavaglia e ci stiamo relazionando con gli assessori regionali Calzavara e Caner, perché questo è un tema davvero importante in cui tutte le forze attive, politiche, economiche devono fare sinergia e squadra e procedere d'intesa proprio per la importanza di questo settore economico.